Buongiorno, buona domenica, benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo insieme i principali titoli. Femminicidio di Sara Campanella, 7 indagati per il suicidio in carcere di Stefano Argentino. L'ipotesi è di reato omissivo doloso, il giovane aveva più volte manifestato la volontà di togliersi la vita. Tragedia a Mondello, giovane cade dal gommone e muore colpito dalle eliche, aperta un'inchiesta. Preso il 25enne in fuga da 2 giorni che aveva accoltellato a morte un bracciante nella piazza di Prizzi, nel Palermitano, avrebbe agito per vendetta. Fiamme alte a Catania in provincia, grosso incendio in una ditta della zona industriale, bruciati rifiuti e materiale di scarto, la CGIL chiede un piano sicurezza, a Camporotondo e Teneo rientrano a casa oggi le 60 famiglie evacuate per il rogo in una discarica abusiva. No ponte a Messina, manifestazione di piazza dopo l'approvazione del CIPES, i residenti, l'opera peggio del terremoto, si può ancora fermare. Bollino nero sulle strade in questo weekend agostano, lunghe file agli imbarcaderi di Villa San Giovanni per la Sicilia, torna il caldo ma nell'isola le temperature non saranno afose come nel resto del paese. L'appello di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori occupati in Palestina, che ieri a Catania ha presentato il suo libro Quando il mondo dorme. Dobbiamo essere migliori, dice. Calcio, al Barbera vince il Manchester, ma è festa per i tifosi palermitani. Il presidente del Catania Pelligra non sarà presente all'amichevole dei rossazzurri al Massimino stasera. E come abbiamo sentito sono 7 gli indagati per il suicidio in carcere di Stefano Argentino. L'ipotesi contestata dalla procura è di reato omissivo doloso. La settimana prossima l'autopsia sul giovane che era accusato del femminicidio di Sara Campanella. Francesco Triolo. Sono 7 le persone iscritte nel registro degli indagati per la morte di Stefano Argentino, suicida nella sua cella del carcere di Gazzi a Messina. L'ipotesi di reato contestata alla procura allo stato è una fattispecie omissiva dolosa che ha provocato la morte del giovane. Gli indagati sono la direttrice e la vice direttrice del carcere messinese, l'addetta ai servizi trattamentali dell'istituto di pena, l'equipe composta dallo psichiatra e dagli psicologi che hanno avuto in cura Argentino. L'inchiesta è stata affidata alla PM Anna Maria Arena. Intanto il procuratore capo Antonio D'Amato e la sostituta Alice Pariarò martedì prossimo a Palazzo di Giustizia conferiranno al medico legale l'incarico per l'autopsia sul corpo di Stefano Argentino. A seguire l'esame sarà effettuato all'obitorio del Policlinico. Si possono fare solo supposizioni, al momento è stato il commento dell'avvocato Giuseppe Cultrera che assiste la famiglia di Argentino. Auspico soltanto che almeno stavolta le indagini siano approfondite e possano portare a risultati concreti. Stefano, ha continuato, avrebbe dovuto essere rinchiuso in una REMS o in un istituto a custodia attenuata. Il suo stato mentale, ha aggiunto, non era compatibile con la custodia in carcere. Tragedia a Mondello dove un giovane è caduto dal gommone ed è morto colpito dalle eliche. Aperta un'inchiesta, sentiti gli amici della vittima, ci dice tutto Tonino De Mana. Sarebbe stato seduto a cavalcioni sul bordo del gommone ed avrebbe perso l'equilibrio, finendo nelle eliche del motore che gli ha provocato gravissime ferite al torace. Secondo la ricostruzione della Capitaneria di Porto, è morto così Simone Latorre, 23 anni, in una tragedia consumata in pochi attimi a Mondello. I ragazzi, che avevano noleggiato il gommone, hanno ripescato il corpo e l'hanno portato a riva nel Molo Vecchio, di fronte alla piazza di Mondello. Ad attenderlo c'erano i sanitari del 118, inutili soccorsi, gravi le lesioni riportate nell'impatto con le eliche. Sul posto sono intervenuti anche polizia, guardia di finanza e capitaneria di porto che hanno affidato il ragazzo ai sanitari del 118. Il natante è stato sequestrato. Sull'incidente la procura di Palermo ha aperto un'inchiesta. In tarda serata il medico legale ha eseguito un'ispezione cadaverica, mentre gli amici della vittima sono stati già sentiti dagli investigatori. È finita nel trapanese la fuga di Giacomo Vitale Pecoraro, il 25enne accusato di avere ucciso giovedì scorso a Prizzi con alcune coltellate Francesco Dino, 57 anni, bracciante. Dietro l'ira di Pecoraro pare ci fossero antichi rancori. Laura Spanò. Francesco Dino, il bracciante di 57 anni di Prizzi, sarebbe stato ucciso per vendetta. La sorella della vittima racconta infatti che suo fratello e Giacomo Vitale Pecoraro avevano avuto alcuni anni fa una lite e suo fratello aveva presentato una denuncia. Poi giovedì l'omicidio e la fuga di Pecoraro, il 26enne di Palazzo Adriano, accusato dell'omicidio di Dino. Il giovane dopo 2 giorni è stato però bloccato e arrestato nel Trapanese, dove si era rifugiato dai carabinieri del comando provinciale di Trapani. La sorella di Francesco Dino racconta che Pecoraro aveva tentato
tentato di ucciderlo già la sera prima, si era appostato sotto casa del fratello Aprizzi. Lei lo aveva notato attorno alle 22 mentre stendeva i panni. Pecoraro sarebbe rimasto lì per un po' di tempo fino a quando non si è accorto della donna e si è allontanato. Giacomo Pecoraro sapeva che il bracciante avrebbe fatto rientro a quell'ora, ma la presenza della sorella di Dino avrebbe mandato in fumo i suoi piani già da tempo progettati. Il racconto della donna infatti rafforza ancora di più la premeditazione, dice Mario Bellavista, avvocato della famiglia. Pecoraro ha certamente pianificato l'omicidio. Pecoraro però ha solo rimandato di qualche ora l'omicidio, poi è avvenuto giovedì quando ha colpito la vittima alle spalle e all'addome davanti alla sua abitazione con diversi fendenti. Trasportato in soccorso all'ospedale civico, il bracciante è morto durante il volo a causa delle gravi e profonde ferite. Intanto all'Istituto di Medicina Legale del Policlinico è stata eseguita l'autopsia sul corpo del bracciante. Adesso a Catania, dove le fiamme hanno distrutto un'azienda di smaltimento rifiuti nella zona industriale, una enorme colonna di fumo nero che ha oscurato per ore il cielo. L'origine non sarebbe dolosa, ma la CGIL denuncia: serve un piano per la sicurezza. Giusy Lazzara. Questa enorme nube nera ha oscurato per ora il cielo di Catania, facendo temere il peggio. L'incendio che ha alimentato la colonna scura si è propagato all'interno della Etna Global Service, l'azienda di conferimento e lavorazione di cartone e plastica provenienti dalla raccolta dei comuni. Le fiamme hanno distrutto lo stabilimento nella quinta strada della zona industriale e con il passare del tempo e l'aggravarsi della situazione è stato anche diramato l'allert. Emergenza fase 3, stato di allarme, evacuazione generale dello stabilimento. In azione il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile sul posto per arginare le fiamme e mettere in sicurezza l'area. La polizia è stata anche impegnata nelle operazioni di soccorso e di evacuazione delle aziende e dei capannoni vicino alla zona dell'incendio. Nei soccorsi sono state utilizzate le autobotti e il personale specializzato. Infatti si è temuto l'esplosione di una cisterna piena di gasolio dentro lo stabilimento. Sulle cause del rogo è intervenuta la stessa azienda, Etna Global Service, precisando che l'incendio non è stato doloso, ma si ipotizza che sia stato causato dallo sfregamento di materiali ferrosi che, alimentati dagli agenti atmosferici, hanno causato il rogo, coinvolgendo solo ed esclusivamente gli impianti dell'azienda di selezione dei rifiuti. Nessun ferito tra i dipendenti. Ma l'aria attorno è stata resa irrespirabile, tanto che i vigili del fuoco hanno chiesto l'intervento degli addetti dell'ARPA per analizzare e valutare la tossicità della nube. L'incendio scoppiato nella zona industriale di Catania mette a rischio lavoratori, cittadini e infrastrutture strategiche come l'aeroporto. Serve un piano straordinario di sicurezza industriale. Lo dice il segretario della CGIL De Caudo, che esprime forte preoccupazione per le sostanze tossiche e i rischi per la salute pubblica. E a Campo Rotondo, nel catanese, rientrano a casa oggi le 60 famiglie costrette a lasciare in fretta e furia le rispettive abitazioni per il vasto incendio scoppiato venerdì in un terreno già sequestrato per discarica abusiva. Alcune persone hanno dormito nella sala consiliare del comune, altre si sono organizzate da parenti e amici. Il sindaco Filippo Rapisarda ha annunciato la revoca dell'ordinanza di evacuazione. Sulla vicenda indaga la magistratura, che dovrà accertare le cause del rogo. E a Piedimonte Etneo un 26enne è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato. Il giovane aveva rubato attrezzature, un soffiatore, una motosega e una sega rotante per un valore complessivo di 7.000 euro. L'indagine, scaturita dalla segnalazione di un responsabile della ferrovia Circumventennea, prosegue alla ricerca di eventuali complici. E ci spostiamo a Messina, dove ieri il corteo dei comitati No Ponte è la prima manifestazione di piazza dopo l'approvazione del CIPES. Ce ne parla Francesco Triolo. Il giorno del corteo No Ponte a Messina, il primo, la risposta dei comitati contrari all'opera dopo il via libera da parte del CIPES. In pieno centro a Messina hanno sfilato da piazza Cairoli a piazza Duomo con i cartelli, chiedevano acqua non guerra, una parola forte per ribadire l'opposizione al ponte come struttura strategica sul piano militare. In molti sottolineano le incongruenze ambientali, tecniche, finanziarie e denunciano le forzature politiche che hanno portato all'accelerazione nell'operazione. Prestazione che cade al momento giusto e che deve avere la forza di opporsi a questo modello di sviluppo del territorio, che non è un modello di sviluppo. Comporterà per la distruzione della città
peggio di un terremoto. E poi noi siamo sicuri, a parte l'inutilità del ponte, perché non serve il ponte ma ben altro, sembra una banalità per Salvini, ma è così in realtà. La cosa più importante è la mobilitazione popolare. Il passaggio del CIPES è un passaggio simbolicamente importante ma non decisivo, il ponte si può ancora fermare. Preoccupazione è per l'impatto che l'opera avrà sulla città, sul territorio, con le opere connesse, anni di cantieri, espropri, quartieri che diventeranno invivibili. Tutto questo mentre dall'altra parte si sottolinea il valore che il ponte avrà, i risparmi che porterà. La Stretto di Messina ha ufficializzato quelle che saranno le tariffe, che andranno da 4 a 7 euro, ben al di sotto del costo attuale di traghettamento. Ed è un weekend di grandi spostamenti sui principali assi viari siciliani, con particolare attenzione alle autostrade, dove dal tardo pomeriggio di oggi potrebbero registrarsi code alla barriera autostradale di San Gregorio. In vista della settimana di Ferragosto, ANAS ha sospeso oltre l'80% dei cantieri attivi lungo tutto lo stivale per evitare disagi e incolonnamenti per gli oltre 12 milioni di veicoli in movimento. Ieri lunghe attese si sono registrate agli imbarchi a Villa San Giovanni. Sul fronte meteo, l'anticiclone africano Caronte si farà sentire ancora in Sicilia, con le temperature che oscilleranno tra i 30 e i 35 gradi. E ci spostiamo a Mazzarino, dove arrivano segnalazioni, denunce e un ossario fatiscente. Nel Nisseno il cimitero diventa il centro di un duro scontro politico. GR Italia. A Mazzarino la quiete del cimitero comunale sembra ormai un lontano ricordo. Quella che una settimana fa sembrava un'anomalia isolata si è trasformata in un vero e proprio caso politico con possibili sviluppi giudiziari. Dopo il nostro primo servizio le segnalazioni dei cittadini si sono moltiplicate. L'ultima arriva da una donna che, recandosi alla tomba dei nonni, ha trovato una sepoltura improvvisata, l'ennesima, una lastra di lamiera appoggiata a coprire il terreno, una scena che ha richiesto anche l'intervento dei carabinieri. Sul tavolo del sindaco Domenico Faraci intanto è pronta un'ordinanza per chiudere e bonificare l'ossario comunale, che i residenti chiamano ormai discarica e che le nostre telecamere hanno documentato in condizioni precarie. Ma è proprio sull'ossario che esplode la polemica. L'opposizione denuncia una gestione a doppio binario, aperto per un'estumulazione autorizzata dal sindaco pochi mesi fa, ma off limits quando i consiglieri chiedono di entrare per un'ispezione. Motivi ufficiali, problemi igienico-sanitari e criticità strutturali. I consiglieri, che stanno preparando una commissione d'indagine, accusano anche l'assenza della giunta all'ultimo consiglio comunale, convocato proprio per discutere il caso. Un'assenza giustificata, sostengono, da impegni legati a un concerto dei Mattia Bazar. Questa non è un'amministrazione, è una recita a danno dei cittadini, accusano i consiglieri, annunciando di voler portare il caso in prefettura e davanti agli organi di controllo. Nel frattempo, tra tombe improvvisate, ossari fatiscenti e aule consiliari vuote, la vicenda del cimitero di Mazzarino continua a scavare, non solo nella terra, ma nelle crepe della politica locale. E a Palermo ancora furti in una scuola. A Bonagia, nel plesso Placido Rizzotto dell'Istituto Comprensivo Piersanti Mattarella, è stata danneggiata la porta d'ingresso e sono stati rubati banchi e sedie. I carabinieri hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo per parlare di poliziotti in bicicletta a Siracusa e anche dell'appello della relatrice ONU Francesca Albanese per la Palestina. A Siracusa i poliziotti vanno anche in bici. Tornano le pattuglie in sella ai mezzi a pedalata assistita donati da Confcommercio e Rotary. Francesco Aloi. In sella alla bici per arrivare ovunque, persino nelle stradine più strette. A Siracusa la Polizia di Stato si sposta anche così, per un controllo del territorio sempre più mirato. Questo servizio andrà a integrare il servizio di controllo del territorio già esistente. Abbiamo delle auto elettriche che già operano da tempo, abbiamo la polizia pietata e quindi per noi insomma, questo è un momento importante. Sono 2 le bici a pedalata assistite impiegate per fare pattuglia, non solo a Ortigia. Già apprezzate durante il G7 Agricoltura dello scorso anno, adesso è possibile rivederle in giro, tra la gente. E quindi abbiamo voluto far sì che questo sistema di controllo del territorio fosse quotidiano nella città di Siracusa, in particolare Ortigia. Bike 1 e Bike 2 sono state donate da Confcommercio Siracusa e Rotary Club Siracusa Ortigia.
Questo progetto ci ha consentito di donare 2 biciclette con pedalata assistita per apportare la legalità in modo ecologico, rapido e far sentire le persone protette e con le forze dell'ordine vicine. È importante che la presenza dello Stato e della Polizia venga avvertita anche nei periodi estivi, ma anche durante tutto l'anno, perché i negozianti si sentono molto più tutelati. Ma esserci sempre per la Polizia non è soltanto un claim, è la realtà. Perché più divise si vedono in giro, più è la sicurezza percepita, che è diversa da quella reale. Dobbiamo svegliarci, dobbiamo essere migliori. L'appello di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i territori occupati in Palestina, che a Catania ha presentato il suo libro Quando il mondo dorme. Lo spirito di un luogo è fatto dalle persone che lo abitano e questo vale in modo particolare per la Palestina. Quando il mondo dorme, il libro di Francesca Albanese, la relatrice speciale ONU sui territori occupati, una delle poche voci di denuncia di quello che sta accadendo, è un atto d'accusa all'indifferenza del mondo. Un viaggio scandito da 10 storie che ci aiutano a comprendere storia, presente e se ci sarà un futuro della Palestina. Per me è un popolo estremamente resistente, è un popolo che resiste attraverso l'educazione, il cibo, che resiste attraverso l'ospitalità e resiste alla cancellazione. Ecco, tanti popoli anche in queste terre, tanti popoli autoctoni sono stati un po' spazzati via nel corso della storia, i palestinesi resistono e secondo me nella loro resistenza c'è un messaggio proprio catartico anche per noi contemporanei, che non possiamo essere gli stessi passivi, anestetizzati di un secolo fa o di quelli che oggi sanno che cosa abbiamo fatto nel resto del mondo attraverso 500 anni di colonizzazione. Dobbiamo svegliarci, possiamo essere migliori. Amata e anche molto odiata, l'albanese sta ricevendo la cittadinanza onoraria da vari comuni, l'ultimo dalla città di Bari. È un modo per esprimere solidarietà al popolo palestinese, ma vorrei, aggiunge, che non fosse solo un gesto simbolico. Occorre agire. Adesso c'è la pubblicità, poi torniamo, parliamo di calcio, in particolar modo parliamo della sfida che c'è stata al Barbera di Palermo tra il Palermo appunto e il Manchester City. Parliamo di calcio, festa, musica e gol. Il Palermo perde 3-0 contro il Manchester City, ma nella grande amichevole del Barbera Inzaghi, l'allenatore Inzaghi, è comunque soddisfatto, dice una serata magica. Marco Gulla. Al di là del risultato è stato comunque un successo. Al Barbera, nell'amichevole dell'estate tra il Palermo e il Manchester City, non c'è stata storia calcistica. La formazione di Guardiola ha vinto 3-0 graziando anche i siciliani, ma sicuramente un applauso particolare va ai 35.000 spettatori che hanno affollato il Barbera per quella che è stata una festa, sia prima che dopo. Dalla presentazione della squadra all'esibizione di Ross Whelan in campo non c'è stata gara. I marziani del City hanno schiacciato il Palermo, che si è comunque reso pericoloso in un paio di circostanze, e di Ceccaroni infatti la prima palla gol. Poi però sale in cattedra Haaland ed è il suo il primo gol della serata. Applausi anche dai tifosi rosanero. Nella ripresa al 14° il City raddoppia con un destro da dentro l'area di Reinders. Inzaghi a questo punto dà spazio a ben 6 cambi. I nuovi sono motivati. Al 17° Leduaron manda alto di poco con una scivolata davanti al portiere, poi ancora Reinders per lo 0-3 definitivo. Festa finale e City che vince il trofeo Anglo-Palermitan Trophy, ma il Palermo ha comunque assaggiato una serata di grande calcio. È stato fantastico quando siamo arrivati, quella marea rosa, tutto lo stadio pieno, quando siamo entrati in campo per la presentazione, veramente da pelle d'oca. Abbiamo una grande fortuna, una grande possibilità, mi auguro che tutti noi ci rendiamo conto insomma, che pubblico, che società abbiamo alle spalle, per cui dovremo cercare di pedalare, però penso che la partita di stasera abbia dimostrato che la squadra c'è. Adesso per il Palermo gli impegni ufficiali: sabato rosanero a Cremona in Coppa Italia. In Serie C il presidente Pelligra non sarà presente all'amichevole di stasera del Catania al Massimino per i premi professionali in Australia. Per Aloi si attende l'ufficialità, Bocic ceduto in prestito al Picerno, 7 partenze invece nel Trapani. Sergio Golosi.
Salvatore Aloi, 29 anni a novembre, è un nuovo centrocampista del Catania. Aloi, che ha siglato un contratto biennale, è cresciuto nella Regina prima di trasferirsi in Sicilia. A Trapani è esordito in B, ad Agrigento in terza serie. L'anno scorso ha sfiorato con la Ternana la promozione in B, persa ai rigori a Pescara. Calciatore esperto e mezzala polivalente, è bravo negli inserimenti in zona gol. Nelle competizioni professionistiche ufficiali ha disputato 296 partite, realizzando 18 reti e 23 assist. Nel 2019, con Vincenzo Italiano in panchina, ha centrato la promozione in B ai playoff con il Trapani. Negli ultimi 5 campionati Aloi, oltre alla Ternana, ha indossato le maglie di Avellino e Pescara. Si avvicina il trequartista Michele D'Ausilio, che arriverebbe a Catania con la formula del prestito con diritto di riscatto. Previsti anche 2 colpi in attacco per un Catania protagonista nella prossima Serie C. Dopo Bocic ceduto al Picerno, De Rosa è vicino al ritorno a Cosenza. Per l'amichevole del Massimino contro il Valletta Football Club, in occasione della presentazione della squadra, botteghini aperti dalle ore 16 alle 18 per la prevendita. Il Trapani ha ceduto il portiere Andrea Seculin alla Reggiana. Il Siracusa è vicino all'attaccante Federico Ricci del Crotone. 5-1 degli azzurri al Melilli nell'allenamento congiunto di Canicattini Bagni. A segno guadagni con una doppietta di Paolo, Damian e Capanni. Finisce qui questa edizione del nostro telegiornale, tra poco l'informazione continua con la rassegna stampa. Intanto buon proseguimento di giornata.